per l'invito, è stata una mattinata molto interessante. Ci sono stati interventi che hanno un po' ripercorso la storia e io vorrei accennare anche qui a una dimensione storica fondamentale per comprendere qual è il ruolo dell'associazionismo nel servizio sociale, partendo proprio dal Convegno di Parigi del 1928, dove sono state fondate le 3 associazioni, International Federation of Social Worker, l'International Association of School of Social Work e l'International Council of Social Welfare. Queste 3 associazioni dimostrano proprio che fin dall'inizio si è sentita questa necessità di confrontarsi, ma anche di avere più forza attraverso una coesione. E queste 3 associazioni ultimamente si sono in qualche modo confederate, messe insieme per poter contare di più nel panorama mondiale attraverso la Global Social Agenda, questo progetto che andrà avanti fino al 2020 toccando ogni 2 anni un tema diverso del documento che voi potete trovare su internet cliccando su qualunque delle 3 associazioni oppure andando su Global Social Agenda. Partendo da questa riflessione volevo sottolineare che nella definizione internazionale di servizio sociale, di social work approvata nel 2014, viene definito il servizio sociale come una professione basata sulla pratica e una disciplina accademica. E l'associazione dei docenti di servizio sociale soprattutto si occupa di questa seconda parte, di una disciplina accademica. Proprio l'obiettivo è quello di far crescere la comunità scientifica e quindi anche di far crescere la comunità professionale. L'AIDOS si è costituita nel 1983 in quella fase in cui le università stavano preparandosi ad accogliere la formazione al servizio sociale e i docenti di servizio sociale, a partire dal famoso comitato di coordinamento delle scuole del nord, stavano a loro volta pensando come prepararsi all'ingresso e all'inserimento nell'università. Da questa realtà sono nate nel tempo numerose iniziative di approfondimento di quelle che sono le basi teoriche, ma anche di quella che è stata una declinazione specifica del servizio sociale italiano, perché a partire dai primi input, che chiaramente avevano una matrice di tipo anglosassone, no, si è poi poco alla volta specificato e declinato con quello che nella definizione internazionale oggi viene riconosciuto come il sapere indigeno. Si è ridefinita una specificità del nostro servizio sociale italiano attraverso numerosi convegni, attraverso pubblicazioni, attraverso un rapporto importante con 2 case editrici, prima la Franco Angeli e poi in questi ultimi decenni possiamo dire con la Carocci. Il compito, l'obiettivo di questa associazione è stato proprio quello di dibattere, far crescere la riflessione teorica e metodologica e etica ovviamente sul servizio sociale attraverso appunto numerose pubblicazioni sia di tipo individuale che di tipo collettivo e in particolare con questa grande opera che è stata possibile solo proprio in virtù del fatto di appartenere ad un'associazione, quindi di utilizzare questo come ambito, come culla, possiamo dire, attraverso cui far nascere il dizionario di servizio sociale, il primo del 2005 che è stato diretto dalla professoressa Maria del Papa Ponticelli e poi il secondo, il nuovo dizionario di servizio sociale diretto dalla sottoscritta che è uscito nel 2013 e che adesso comincerà ad avere ogni 6 mesi degli aggiornamenti online. Quindi l'associazione ha consentito di attivare e di mantenere vivo questo dialogo. Ma un dialogo che non è stato solo interno, diciamo così, a coloro che svolgevano con diverse funzioni, no? Di incardinati, di docenti a contratto, di tutor, di dal tirocinio o quant'altro, ma si è attivato un dialogo anche
a livello europeo. Sotto la mia prima segreteria, possiamo dire, abbiamo attivato questa rete, abbiamo partecipato a questa rete europea delle scuole di servizio sociale coordinata dall'Università di Parma, dove allora insegnavo come docente a contratto, e che poi è culminata con la mia presidenza dal 2007 al 2011 dell'Associazione Europea, e adesso con la candidatura per il 2016 alla presidenza dell'Associazione Internazionale delle Scuole. Non è solo un fatto personale, io ho potuto portare avanti questo lavoro, questo compito, proprio grazie anche al confronto, al sostegno che ho trovato all'interno di questa associazione, e credo di aver potuto attraverso questo lavoro, come dire, implementare, incrementare un'attenzione, una riflessione sulla dimensione internazionale. Vittorio prima ha fatto cenno al Social Work Day. In Italia nessuno ne sapeva quasi niente, o comunque se si sapeva nessuno aveva mai attivato iniziative. E beh, insomma, da un momento in poi questa è diventata una buona prassi non solo delle università e degli ordini regionali, ma che da 2 anni vede impegnato l'ordine nazionale. È un momento importante di dialogo e di collegamento con la dimensione internazionale. Un altro tipo di dialogo, ahimè, molto meno fruttuoso, molto più problematico, l'associazione lo ha realizzato con il coordinamento dei presidenti dei corsi di laurea delle scuole dei corsi di laurea in servizio sociale. Dicevo molto meno fruttuoso perché è stato fonte di conflittualità, è stato fonte di fraintendimenti, è stato fonte di attacchi molto forti all'associazione e anche alla sottoscritta in maniera molto diretta e molto personale. Questo perché? Perché noi abbiamo voluto mantenere un dialogo aperto e importante con la professione, e quindi abbiamo partecipato al patto per la professione, abbiamo dialogato all'interno di questo patto sulle varie iniziative, abbiamo appoggiato, pur avendo, come da più parti è stato detto, no? Un dibattito interno, pur non condividendo alle volte tutte le posizioni, ma abbiamo creduto che fosse importante non dividere, non spaccare la professione, non dividere le diverse associazioni su fronti differenti e contrapposti, ma fare unità rispetto a un progetto che ci vedeva in parte, se vogliamo, come dire, d'accordo, e in parte un pochino meno, ma che comunque abbiamo pensato di sostenere. Difficoltà, e poi chiudo, spero di essere rimasta nel tempo. Difficoltà sono quelle che avete sottolineato anche rispetto all'ordine, no? La difficoltà a ottenere partecipazione. Qui ci sono presenti anche nell'ordine docenti a contratto o tutor che non sono affiliati all'AIDOS, che non hanno portato dentro questo contenitore, diciamo così, di pensieri, di idee, il loro contributo. 2 secondo me sono i motivi. Uno è legato sicuramente al carico di lavoro, al carico di impegni, alla difficoltà che ciascuno di noi vive nell'ambito del proprio contesto, maggior ragione per le persone che sono a contratto e che quindi hanno appunto un rapporto precario con le università, spesso non retribuito o retribuito in maniera risibile. Ma l'altro credo che sia proprio un fenomeno un pochino trasversale, no? che attraversa, l'abbiamo visto, anche la partecipazione alla vita politica come cittadini nel nostro paese, un discorso di grande individualismo, un discorso di rinchiudersi nel proprio ambito, nel proprio contesto e cercare di sopravvivere, di barcamenarsi, perdendo di vista che invece è proprio l'unione che in qualche modo fa la forza, è l'unione che ci consente di avere una voce più forte, che ci consente quindi di poter presentare le nostre idee, i nostri punti di vista con maggiore energia. Io mi auguro che possiamo superare queste difficoltà
pur con fatica, pur con un impegno significativo, perché davvero io credo che la dimensione non sia tanto quella dell'1 più 1 più 1 che fa 3, ma del fatto che insieme possiamo davvero, come dicevano le nostre 3 associazioni internazionali, insieme possiamo fare la differenza. Grazie.